chiamo Annalisa Cuccui e ci troviamo nell'azienda di famiglia Ovoda. Il nome dell'azienda attualmente si chiama Fizza e Luna. Questo nome è per ricordare non soltanto il fatto che noi come prima coltivazione di generazione in generazione ci occupiamo di produrre piante officinali, aromatiche e farmaceutiche. Proprio perché le erbe poi sono figlie della Luna e sono intimamente legate al ciclo lunare. L'azienda nasce nel 1976 per volere di mio padre e mia madre, che hanno acquistato i primi lotti. In questo momento noi continuiamo a attuare un'agricoltura tipica di questi luoghi. Ci troviamo nel cuore del Gennargentu, quindi un ambiente prettamente boschivo. Io mi occupo di ricerca ambientale e sono un'ecologa e da qualche anno, dal 2012, ho preso in mano l'azienda, visto che non ho fratelli e sorelle. In pratica ci occupiamo di agroforestazione. Questo significa che anche sotto gli alberi si fa produzione integrata, la meccanizzazione è ridotta al minimo, oltre a produrre varietà frutti antichi, quindi tutta la frutta secca, visto che i luoghi ce lo permettono, produciamo anche diverse varietà di fiori antichi. Li facciamo essiccare e preparare in confezioni. Oltre a produrre tutte le aromatiche dei luoghi, produciamo anche misto aromi, sali aromatizzati e profumi. In questo modo possiamo tipicizzare i luoghi e fare in modo che anche le persone che vogliono riprodurre fedelmente le ricette tradizionali sardi possano utilizzare diciamo così, queste spezie, questi aromi e possano anche lietare le proprie serate con i nostri infusi. Di generazione in generazione la nostra famiglia ha avuto delle donne che si occupavano, donne contadine che si occupavano di produrre, raccogliere, conservare non solo le antiche varietà ma soprattutto le officinali. Ecco per questo che dal 2000 ho iniziato un'attività di ricerca personale, aiutata anche da mia madre, sul recupero delle erbe spontanee e dell'uso di queste all'interno della tradizione sarda, non soltanto come fitoterapia ma anche l'uso in cucina, quindi la fitoalimurgia, l'uso alimentare. Già nel 2006 siamo riusciti a pubblicare assieme il libro San Remedio Antiquo, un libro sulla fitoterapia della medicina popolare sarda con l'uso delle erbe, e poi nel 2012 Fizza e Luna, da qui il nome anche dell'azienda, che invece parla di queste donne che erano chiamate anche loro Fizzas de Luna, proprio perché erano contadine, all'occorrenza avevano la necessità di curarsi mentre facevano la loro attività in campo, del loro duro lavoro, alcune volte si ferivano, avevano delle problematiche che dovevano diciamo così, risolvere immediatamente, e poi erano persone molto, diciamo così, molto empatiche che si occupavano anche del prossimo. Arrivando a questa tradizione chiaramente è stato trattato da un punto di vista scientifico, ma diciamo che l'aspetto culturale, il tessuto sociale del mio paese mi ha aiutato sia nel mantenimento dell'azienda, perché stiamo parlando di un'azienda che ha già 40 anni di vita, quasi, e poi anche per poter avere tutti quei rudimenti, tutte quelle conoscenze per poter conservare l'azienda così com'è, magari migliorandola, integrando delle coltivazioni che però non permettano di non snaturare quello che è stato il lavoro dei miei genitori e prima di loro delle genti che hanno popolato questi luoghi.